introduzione, così nel frattempo arrivano le persone che stiamo attendendo e prendo in pieno l'intervento di Mario. Prima di dire, per rispetto alle persone che sono puntuali, iniziamo. Allora, intanto saluto tutti i presenti, saluto Mario Cuttu, Manuela Mameli e Fabrizio Baldino. Mi piace ricordare che Mario è stato un mio compagno di scuola. Ci siamo incontrati un paio di mesi fa a Macomer, ci siamo riconosciuti e ci siamo affettuosamente abbracciati. Lo riscopro come un esperto di lingua e cultura sarda, presentava i suoi libri, esattamente quelli che vedremo oggi, e mi ha veramente affascinato. E in quell'occasione, durante il festival del libro di Macomer, l'ho invitato a venire qua in Nuovo della sede di IPIS in modo da condividere anche con tutti noi questo suo lavoro. Ha accolto l'invito e io veramente sono contenta di averlo invitato. Ti ringrazio Mario che ha accettato l'invito dell'associazione IPIS e la possibilità di confrontarci su una materia su cui io ho una cultura di ascolto più che una cultura di parlata. Poi vi spiegherò meglio. Mario si farà accompagnare in questo pomeriggio un po' particolare da Manuela, che è una cantante e si esprime con molta originalità. Magari Manuela lo spieghi tu meglio, perché io non mi voglio organizzare in materie che non conosco. Benvenuta. E l'accompagnatore è Fabrizio Bandino, chitarrista. È un duo che si dice così, è un duo che accompagnano sempre dentro un quadro musicale sardo, sia i cultori della lingua sarda, ma anche ritengo sia trasversale la vostra presentazione. Diciamo che è un binomio Cuttu, Manuela e Fabrizio molto interessante dal punto di vista sonoro, ma soprattutto dal punto della commistione fra la lingua e la musica. Allora, Mario Cuttu, ho detto, è un grande appassionato di cultura e di lingua sarda, ha una caratteristica: scrive e parla esclusivamente in sardo. Io sto presentando... Scusa, dico Renzo, porta se mi togliamo lui. E io lo presento rigorosamente in italiano perché, come tutte le persone che hanno frequentato le scuole negli anni 60, abbiamo subito una sorta di devastazione linguistica. Ci hanno cancellato la lingua di appartenenza, almeno per quanto mi riguarda. Ho cominciato a parlare l'italiano e da quel momento anche io sono diventata italiana dal punto di vista linguistico, non della cultura. Mario invece ritiene che la lingua sarda sia una lingua nobile, di pari dignità dalla lingua italiana, e dobbiamo imparare a riscoprirla, a usarla e a farla nostra. Mario è stato docente di materie letterarie per oltre 40 anni, è stato docente di lingua sarda sia all'università, ha coltivato anche diversi master e soprattutto i corsi di aggiornamento del corpo docente di ogni ordine e grado, dalla masterna all'elementare alle medie superiori. Dunque docente di lettere, di italiano, di storia e geografia, ma in quanto tutore sardo, docente di lingua sarda all'università e nelle scuole di ogni ordine e grado. È stato anche Mario componente della commissione regionale istituita da solo, mi pare, nel 2006, che era stata incaricata di elaborare la cosiddetta lingua comune, cioè utilizzare, poi ce ne parlerai Mario in modo più articolato, di creare una lingua, io la chiamo artificiale, forse sto sbagliando, comunque una lingua standard da utilizzare negli atti e nei documenti ufficiali della regione Sardegna,
cioè non come un sistema bilingue, ma soltanto all'interno degli atti emanati dalla Regione Sardegna. La storia della lingua sarda comune è stata abbastanza complessa, io mi avventuro, ho preso gli appunti rigorosamente perché su questo credo che interessi tutti spiegare. Perché il primo tentativo è stata la lingua sarda unificata, da cui poi è derivata la lingua sarda comune, e infine lui ci parlerà di un altro sistema linguistico, lo chiamo sempre in modo molto preciso, della lingua sarda dell'Ezzalia. Questi tre concetti, Mario, credo che sia importante per noi che tu ce li spiegassi, perché per te è pane quotidiano, per noi ti garantiscono. E questi passaggi, lingua sarda unificata, lingua sarda comune e lingua sarda di Mezzalia, ci aiuteranno a capire meglio la tua relazione, la tua conversazione. Non peraltro, perché io l'ho vissuta da come in questo passaggio, mi sono accorta che mi mancavano delle nozioni di base fondamentali. La Mario parte da alcuni presupposti, da alcuni principi, io ve li leggo, lo dichiaro nei suoi libri, che l'italiano è la lingua dei dominatori. La lingua sarda è la nostra lingua, che dobbiamo imparare ad usare e utilizzarla nella quotidianità. Ci parlerai anche delle varianti linguistiche, colleghi anche certe distorsioni che noi abbiamo, per cui la sua immersione nella lingua è proprio in tutte le sue varianti. E le sue opere cercano appunto di dare senso e significato formale a questo patrimonio linguistico orale, perché il sardo è una lingua orale, che però si rischia in un modo o nell'altro di non apprezzarla nel giusto valore, e Mario da alcuni anni è totalmente impegnato a dare dignità letteraria alla lingua sarda. Ha scritto molti libri, anche romanzi, però io mi fermo soltanto sui libri di lingua sarda. Vi leggo Su dizionario dessa lingua e dessa cultura sarda, nel 2000 mi pare, Sa grammatica dessa lingua sarda, Storia dessa lingua sarda e l'ultimo lavoro, La grammatica contrastiva sardo-italiano, e di cui oggi parliamo. Noi oggi parliamo la grammatica contrastiva sardo-italiano, che in realtà da una parte mette a confronto il sardo e l'italiano, però mette a confronto anche tutte le lingue e le varianti linguistiche sarde. È un lavoro veramente faticoso, immagino, scientifico, dal punto di vista linguistico perfetto, perché evidenzia sia tutte le differenze di pronuncia, di scrittura, le regole sottese, i segni grafici. È molto molto complessa come percorso, e la complessità dell'opera nasce anche dal fatto che è il primo studioso di linguistica sarda che ha deciso di trasferire in un sistema strutturato di scrittura e di studio la lingua sarda, perché sino a questo momento ce la siamo trasmessa oralmente, ma non esistevano testi per spiegarci le regole che dobbiamo seguire sia per la scrittura sia per la pronuncia. Un'opera molto complessa per noi, soprattutto che ormai siamo diventati italiomorfi, è faticoso da leggere, però io mi sono misurata e cimentata, e dopo alcune parti della lettura ti immergi e riscopri anche quella cultura che hai dentro, che ti è nata quando sei nata con i tuoi genitori, e ti accorgi che in realtà la lingua imparata dal momento che sei nata non l'hai dimenticata, l'hai nascosta, è sotto, ma con un po' di esercizio riusciamo a ricordarla e cominciare a parlare. Lei lo sommessa che soprattutto noi ci dobbiamo impegnare a recuperare. La grammatica, voglio dire, sono nei termini della fonetica, perché neanche oso, però per aiutarci poi, cioè, la parte della fonologia, perché la sua grammatica contrastiva è articolata in tre volumi: la fonologia, la sintassi e la morfologia. Noi oggi presentiamo soltanto la fonologia perché è abbastanza complessa. È strutturata tutta la parte delle regole, arricchita da un eserciziario di ricerca pronuncia e da un lettore QR. Perché è importante il lettore QR?
perché ci costringe ad ascoltare le pronunce esatte, le ripetiamo, per cui alla fine del percorso letterario noi abbiamo letto, iniettato le regole di fonetica di parlata e scrittura, abbiamo visto la differenza di pronuncia da una parte all'altra dell'isola e soprattutto abbiamo messo a fuoco le specificità che ci aiutano a recuperare il patrimonio linguistico nazionale. Perché Mario, se non sbaglio, tu sostieni che ognuno di noi è portatore di una cultura linguistica, quella dei nostri paesi, delle nostre. La scrittura è chiaramente un derivato che è costruito, però noi, ciascuno di noi, deve conservare la sua identità linguistica con la quale è nata e nella quale è vissuto. Questo io, Mario, se ho detto delle cose non esatte, non avrei timore di correggermi, perché se ho trasferito messaggi sbagliati, errati, leggendo il tuo libro, mi devi assolutamente correggere. Io questo che ho, il quadro che mi sono fatta di quei libri, che mi permetteranno oggi di seguirti meglio di quanto non abbiamo fatto la volta scorsa, ma com'è. Per cui anticipatamente ti ringrazio per la ricchezza che mi hai regalato, proprio perché ho riscoperto le mie radici linguistiche e l'incoraggiamento a continuare a cultivarlo e non lasciarlo perdere. Per cui grazie Mario, non mi una persona. Grazie a te, grazie a te. Però, scusa, la prima cosa sì, tanto su che sta microfono Mario. Le due sestuna. O esto arresta sul microfono o su arresta te, o sul microfono. Lo devo avvicinare. Insomma, o su l'estate. No, tanto questo è sicuramente una delusione, probabilmente sa fare dalla mia, probabilmente a questionare tutto questo canale una cosa, insomma, devo proprio questo anno, 6 anni, di che ne anni? No, proprio questo anno. Intanto, prima cosa, salute a tutto quanto e bene vegnoso, o bene a cattauso, insomma, sto in sì, no, tanto direttamente a questa cosa non ci interessa come. Tanto, questa cantante Manuela Mameli, poi canta una di poesia, devo passare poesia di Narro Cantone. È una poesia, ma poi tocca da vedere in testa questa poesia, a tutti i tanti saliti. E spero su cui ragionare una poesia di amore. Non buonardo, su cui conosco Deo, canteste questa poesia di amore che hanno scritto lo sacro, di andare a montone armano. E però si vede ai testi d'amore e amore anche amore, pensate, sa cantone del Flora, che è una famosa dei cantoni di amore su cui voi che si state. S'amore è amore a una femmina. Come c'è? Anche bene. Come tanto bene c'è amore a un uomo e non so amore, no? Ma di manca s'amore in testa. Attenzione, adesso vi conosciamo su questo italiano, ma caricano conclusione, cavaliere era pro amore per amore. E magari è disposto a si sacrificare e finalmente pro sosatero. E secondo questa deluso ha avuto qui la tagliata di Carrà, no? Come è bello fare l'amore per fiesta insieme. Dopo da vedere dette questioni, però è una poesia di amore. Amore proibito. Beh, se riscontrate, anzi se comprende, amore proibito. A questo modo, questa poesia, buon reale, uno quanto vedete, abbiamo fatto, uno Marca Vazzine,
non marcavatene e non segnalibro, poi ti segnalista, ma anche per libro, deve essere vostro, no, insomma, stavate in noi, non siete firmato il video libero e poi dovete seguire. E allora devono posto marcavatene, poi se non lo spiegate lo potete scambiare come grida. E si scrive una parte altra, poi sarà la pena. Un'altra delle poesie, e tanto in questo quando potete vedere che si produce una coppia, e potete partire come è giusto problemato, insomma. Tanto no, nulla. Leo, prego, vera? Non scantare, su titolo este ti amo, ma non per quello che grazie, sto per dire se te la buscano, non una cosa. Esca, ti stimo, ti appare rossare. Dopo la che insomma, quando questionamo tutte queste lingue delle nostre questioni, per scrivere se è sacro o se non è sacro. Ti stimo, l'hai scritto come il titolo, devono ripeterlo che hai scritto quando ho fatto un libro sul documento, sa lettera, sa corrispondenza, sa critica, chi negando intendere il ruolo Deo non ha coniugato fedeltà della Repubblica. Mi sono rifiutato di durare la fedeltà della tanto che sul giuramento e tanto no, non lo so, secondo però è questo il periodo sono questa salita del Babumeo e hai questo riferimento e ti dico rivolto ma insomma devo aver scritto in base sul giuramento come una linea è scritta sul giuramento ma come il titolo ti stimo chi ti stimo cosa beh, no, non metto mano questo scantone nel gas, non parlare. Però, sul postcard la Manuela con un altro testo. Va bene, Manuela, prego. Grazie. Buonasera a tutti e bentrovati. Vi parlerei anche io in sardo, ma sono agli astrina, quindi evito magari di parlare e non farmi capire. Sono felice di essere qua, molto orgogliosa, visto che sono molto amante della Sardegna e nelle mie produzioni artistiche la Sardegna non manca quasi mai, quindi sono onorata di conoscere, essere amica di Mario Pudu e di aver conosciuto per l'occasione anche Lisetta. Visto che mi hanno presentata così bene stasera, appunto ci tenevo a dare anch'io una presentazione. Quindi apriamo questo pomeriggio insieme con questa canzone che è stata scritta, la poesia è stata scritta da Mario e un giorno mi ha chiamata e mi ha detto Manuela ti devo mandare questa poesia che ho scritto per la Sardegna. Io ovviamente non ho esitato a dirgli certo mandamela, non vedo l'ora di leggerla. La trovo bellissima e ho avuto anche il piacere di ricevere da Mario la richiesta di tessere un vestito musicale a questa poesia che oggi ho il piacere appunto di cantare, quindi per la prima volta in unione con questa sinergia con Mario Pudu. Quindi buon ascolto a tutti, questa Ti amo dedicata alla Sardegna di Mario Pudu. Buon ascolto. No, non mi devo frustrare gente amata. Tu San Benedeo e care mia e me strumento d'oro e maladia pro canto se spende dominata sa libertà de tua che il suo brano dai suo venedoso chiamo
mia, prenda ricca e non si vede, a chi dipende se disisperata, però si spera pure destinata, che a tutto so satte lo sprotere, tanto forza e corazzo tutto unita, che esa libertà de questa vita, che esa libertà de questa vita, va in onora, va eterna mia, e sia benedita la gente, ti luca in suo cielo eternamente, si ste tu de sapare a fare fare di onore, libertà di stima, forza Sardegna pesati e cammina, non istes in vergogna umiliata, pesa a terra, pesa sa conca e sfatto die, e mai brusco, mai tu non dia sfide a chi ti non tenne te rotta in scaminata, fame di onore, libertà di stima, forza Sardegna pesati e cammina, fame di onore, libertà di stima, forza Sardegna pesati e cammina, e cammina. A Sagabala Manuela nos deve cantare ancora un altro pezzo.
intanto questa è Microfono, Mario. sul microfono, questa è Sardegna e scusa. Insomma, io sono abituato a un salto. Va bene, questa è forse non esiste, se non esiste una cosa. Avvicino un po'. Questa è Sardegna divisa a una Sardegna linguistica. Intanto una cosa precisa, io mi interesso solamente di Sardegna Sarda. In Sardegna, queste sono Sardegna Sarda, queste sono a Turesio, però la Sarda, in si usano della Meda, queste su Tatareso, Sabati Sigosa, queste su Sarigreso, Sigosa, Sarigreso, origine catalana, aragonese, insomma, no? E invece su Cadureso, su Cadureso in pratica uno corsicano e voi siete toscano, no? Su toscano ho cambiato in Corsica e poi partito in Sardegna, insomma, tanto Sagadura di popolare, non dico, proprio spopolare, si può dire, tierra da popolare, meno scorsicano solo, Sardegna. E dunque, questa è un'altra cosa, praticamente che adesso una lingua di origine italiana, insomma, naturalmente come deve l'autonomia cosa sua, praticamente non è italiano, come ti pare che non sia lingua, quando va in secondo scambiamento si va. Poi, tu si va su queste, queste sulla Barchino, S'isola di Santo Pedro e S'isola di Sant'Antioco, ma Santo Pedro, questa saida di Carloforte e in S'isola di Sant'Antioco saida di Calasetta. E Carloforte l'hanno fondato verso sul 1733-35, invece Calasetta una quarantina di anni sapustisi, però sono fatto decente originario di Vedi in Liguria, che poi questo da uno non c'è da poco. Ad ogni modo, andata in Tabarca, un'isola a corso a Tunisia, e a corso a Tunisi proprio, ma come non si separa più si sorella, avete un'isola di 1 chilometro uguale, e poi dai due subito il settimento, su tanto che lì risulta sul dominio del suo piemonteso, hai avveduto nel Sardegna e gli sei andato, hai asseverato una connessione. Si sono desatture di Lucasi alla fai bene la attività di solo iso spiscaiano su orario e in cui poteva fare, si fare solo spiscatoso, quindi si orario così non pindaia, insomma. E ad ogni modo, insomma, questa popolazione la composta in pratica, sono che sono venido di Tabarca e sono che sono venido di Genova, va bene? Proprio appostatamente. E che tu sai da te Calasetta, si poi si andate a usare altre sardine, vabbè, su fatto che Carloforte si era città di Manna, insomma. E altre sardine che è fatta non so andare proprio a estrada perpendicolare e con un mezzo sono fondata in tempo recente, invece si è bailata su una isla sarda, insomma, potete comprendere come su nascita servita nostra, Carboni e per esempio queste maschere con progetto, tanto è un'altra totale. A continuo, bisogna stare bailata, devo scrivere esclusivamente di Sardegna sarda, va bene? Proite, ma proite, quando tu usato, di questo mi sono interessato. Naturalmente è giusto che tutto sono destinati a Sosano, ma a Susano di Grecia non devo pensare a Deo che è a Susano Martino, che hanno reso detto Paese. Tanto, questo progetto lunaro, intanto lunaro pensa solo un'altra cosa, che Susardo, Prosardo, noi non dobbiamo le aree, Susardo non si capisce. Noi dobbiamo
sottolineare tutto quanto lo sardo come è stato nostro, se no non si può fare che ancora vamos a andare conto sul vago di frazionismo senza per una ragione, senza per un motivo, insomma. Perché tutto quanto questa lingua sarda è un'unica lingua sarda. Pensa si commenta tutto la lingua sarda e te ne sa fare la sua, sa fare la campidanesa in questa differenza da su sollecitano che sono poco differenti, ma proprio anche cosa per tanti modi. Sapeva Oilastri, uno di Brusa su campidaneso e sono società, Oilastri sono poi della detenia campidanese. Poi in alto, su Aduresu, su Luguresu, su Noresu e su Baroniese, e questo è ordinario, fai dalla detenia Logoresa, poi certa scuola fa in maniera differente. Ma attenzione, sono la stessa lingua e proseguimento come se lingua sono veramente la propria cosa. Gli studiosi dentro di me pensare a Wagner che ha fatto 50 anni in Sardegna, studenti di Sardegna, non solo in Sardegna, ma poi ha insegnato però fai lei a pensare che un vecchietto che parla dialetto sono letterari, però su studiosi umani, lei sta basata e sconsiderata e poi riconosciamo riconosciamo sul dizionario etimologico sardo, riconosciamo la fonetica di questa lingua sarda, la lingua sarda, storia, spirito e forma, discussione e storia, e sul primo libro che hai descritto verso il 1920 un libro intitolato insomma il sardo rustico. Il sardo è una lingua rustica che viene sul latino rustico, non ha questa dominazione romana in testi stati, insomma, e nos ha fatto conoscere sul latino, ma non sul latino del suo studiato, sul latino della gente, del suo soldato, del suo scrivallatore durante la donzella, però vamos a andare questa lingua popolare, non volgare. E però, ecco, noi stiamo su tutto questo fai da ad un una unica lingua. Non lo sappiamo questionato, questa parte che ha fatto con una rete monobanda, questa fissa, sta usando di mezzanina, ma devono rinare la lingua di mezzanina. Poi la lingua è finta che sia bella lingua, un linguista banale, che sia dialetto, è lingua con tutto quanto su cui compete da una lingua. Dopo parlarmi di voi, sì, questa lingua li scrivono, li studiano e intervallano in questa lingua. Ma quando sia dialetto è in pleno lingua. A noi non sono abituati a considerare invece l'usare il dialetto e attenzione, con un suo significato assolutamente negativo, va bene, l'inizia meraviglioso adesso si può pensare del suo dialetto. Tanto, noi abbiamo sottolineato e indicato questa parte centrale della Sardegna, perché in cui fai da non usarlo, che non è propriamente né campidanese né logudorese, no? E tende nessuno ed è satiro. Ma non è una cosa che hanno fatto settico, come designare a tavolino, no, questo è l'omonimo, questo non è l'omonimo. Assolutamente no, questa lingua come per la fedata naturalmente saziente, come in cui in quale si sia dati loro, no? Però tende, non vogliamo scusare, se no ne sentiamo, attenzione, cosa, con l'aria di Dio, so, più lungo di Santa Mala, poi, volete no, a Barro inizia da Carmanzana, sicuramente può concludere. Chiaramente, tutto Salima intanto sono luogo di passaggio, di tornare, chi consiglia, non si dove, sostanza cristiana, sostanza si muove. E tanto il non si luogo, Salima est devassato. Certo, se andiamo stiamo a noi, teniamo proprio Noreso, soprattutto sicuramente intendiamo sapere la Noreso, ma se andiamo a una terra andiamo a Orune, andiamo a Vissi,
insomma, quando si abita, tiene qualche cosa che sa distinguere. Ma poi, manco male, le noi, pensate, in 8 miliardi di persone che si nel mondo, non si è una fotocopia del sacro. Siamo soltanto differenti. E sta lingua è sta libertà che uno deve fare. E finché sul gusto di una roba, noi tepimos assolutamente con l'incontro, tutto quando sa lingua sarda, tutto sa fare, de che sia vita, pensa all'ultima parola, all'ultimo formone, all'ultima computazionale nel suo all'ultima frazione, all'ultimo numero, in una parola, due per famiglia, quando sono mega, si è portato fino a finza frustrata, e poi tutto quanto usare questa matesserina e questo tutto quanto assolutamente utile. Si può vedere, finza a cantare per ora, se non sono mai essi da sapizzo, no, però chi la sa collida. Pensate per esempio, canta cose, non scorre alimento in una vita, canta cose andiamo e canta invece in discrimo, canta in discrimo. Ma anche chi si vuole proprio apostolamente alle schie e accogliere materiale di tante pubblicazioni, per portare un'idea del suo vocabolario, il suo dizionario, del suo amica, ma materiale che ha pubblicato in 450 opere, di tutto quanto usare, 450. E poi ha proseguito a triballare sempre, 11 die entro il suo dizionario prova qualche cosa di, insomma, vabbè, propongo. Sì. Poi come so a livello, Gai, serramo su, so a livello di 90 su opere di UE appleato materiale. Ma di quanto albino senza materiale? E manco del suo meso di Sardegna, magari potrebbe essere che non sia di Sardegna ha pubblicato qualche poesia quest'anno su un corso di poesia, si schilla e altre cose. Però una poesia, manco si scrive le carine est, però dei casi si abita, se uno vuole, se uno sa lingua, tutto quanto su questo paese di Cuseglia, sicuramente che fuori a terra sperava perché non conosciamo. E potrebbe essere una cosa importante, noi non si può spiegare cose, le una può spiegare, le altre sperava. Questo che non rimangiamo sempre, ma questa parola di nostra etimologia che hanno studiato, l'etimologia l'hanno studiata a Wagner, l'hanno studiata il professore Pitea, ma è una cosa di Crotologo, non è una cosa di Mario Bullu, non mi conto, né linguista, né crotologo, né fonologo. No, mi sono interessato di passare da Brite a 10 anni, se hai deciso di un questionario russo sardo. Si aveva fatto dei reati assati, sicuramente in Rai, ma io non l'avevo provato, non l'ho provato, però quando sono partito militare, senti in Pulma è segato su sardo, non l'avevo questionato su sardo, va bene? E poi, prima di questa prima licenza, l'ha prescritto a Papa una lettera, con una reunione, mica a mia. Insomma, si Papa no, mi conosciva, insomma no, tranquillo. Però voi, seguendo a studiare, e tornare a questa università, ma attenzione, non per merito di questa università, potete essere l'università di Castello di ora può fare a una università di cui adesso è questa America USA, dagli Stati Uniti, con la Salimba, ma quanto usate. No, prometto del suo complimento del suo comprosato, sul circolo di città campagna lì, e fai l'Italia a tutto del suo Sardegna. Si non parla di storia nostra, delle cose che il Babbo non mi compaiono. Sì, dai, ecco, a Pagapago avevo compreso che aveva fatto un mattina, adesso una moglie romana, non ha partito, mi pare che sono due scopre, mi pare che era partito, che quando con le altre di Mussorgsky, i voti le altre secondo. E la proposta come titolo all'interno
a livello di renare presente la soluzione un chi è effettua sala e una posizione effettua sala che sarebbe non decolare, non può decolare. Però in sardo e ho sommato in eroe non hanno scommette macchine, una livello di scommette va bene, per chi cosa mica sono bravo a Cesardo e sul punto ho cominciato a studiare e mi sono scoperto ignorante, pizza si lei, pizza sono 21 anni, io sono fatto militare 21 anni, lei ha sempre fatto. E dei due non mi sono firmato più, questa questione di scrittura, questa questione proprio di questa cronologia, devo dire a noi, sul tempo del suo movimento del suo popolare, a questionare di scrittura con Diego Corrai e altri, senza sede del Radio Sopramonte, e però non mi sono firmato mai. Proite sarebbe noi una cosa che si sia. Salimba è storia, Salimba è sa gente, Salimba è sa mentalità, Salimba è sul sorfatto su nostro. Ma che bambino raro lì si sono schianato sul piano di rinascita, che hanno fatto in sacca, e hanno pagato il sacco, non è fedesido questo schifo di colonizzazione petrolchimica. Poi come dice Sardegna? Adesso lei sta pagando che questa Sardegna è partita una proposta per sviluppare Sardegna. E chi ha cambiato tutto? Nato proprio bene e mezzo in italiano e su Cipre, diventandolo, scusa, non è posto. Prende, si sono politico sardo, abbiamo questionato il sardo, abbiamo meno questionato queste cose scomente e proite le sono nostre saziende, tu subito bisogno di saziende. Salimba narra un estonista. E tanto insomma, a un certo punto ha cominciato a guardare il suo dizionario e sa proposta di scrittura, allora sta pulita assolutamente tutto basta, di questa di Luis Di Farina che ha fatto il suo vocabolario del suo Coresu e Migone, una libreria di scrittura del suo sardo, finza a tutto quanto sta sattera. E a proposito di LSU, la proposta che ha fatto questa commissione che ha posto l'amministrazione di Palomba, però è attivato con questa amministrazione regionale non dei Malucchi, e hanno fatto presidente a Mariolino Flores. Però in questa amministrazione l'assessore Pasquale Olita, assessore alla pubblica istruzione e cultura, e ha fatto funzionare questa commissione che invece è stata nominata questa amministrazione precedente prima questa di Palomba. E questa commissione ha prodotto questa visita LSU che abbiamo criticato il merito e abbiamo scritto una libreria di osservazioni politiche e poi abbiamo scritto insomma del Paderito. Beh, insomma, questa non l'hai bene e poco da vedere qui. Poi abbiamo messo un'altra, in questa commissione che viene però non è lunga, sino che hanno fatto non cosa dell'inglese, hanno fatto a Bosannare è una cosa in pratica, in poca speranza da questa stessa LSU vanno nudo, semplicemente sull'articolo ISIT sul capitanese e castigliano sul capitanese. Sul pronome di terza persona generico Giugadini, forse calcate la parola, e poi tutto le usate queste LSU. Ad ogni modo devo questionare una cosa. Come di scrittura, uso andare bene, però per certe cose non andrà bene. Devo prima di scrivere questa grammatica, come prima cosa, devo fare ma questione di grammatica, tutto quanto su tempo che viene studiando sul dizionario, prima che io sono stato gusto di dire, esasperavo la scuola, per questa cosa che voi non mancaria di usarla. Il corso mi ha dato questo problema, ma mi poneva tutto su scritto, quando io ho presentato questa legge per fare sublinguismo in Sardegna, no? Per valorizzare su qualsiasi livello sardo italiano, che noi non teniamo questa speranza, questa modernità, no?
esempio nostro, ma magari non vada assolutamente nulla da mirare. Non siamo tocati da perché noi non abbiamo mai computer, no? Noi se non abbiamo mai cellulare, ma questo è il nostro problema. Tutto quanto sta lingua, sa le scritte si lei è una persona del sangue. In italiano che mi studia, io lo osservo, da per aula si chiede addirittura 8 altre lingue. E su usato alla verità, insomma, noi stiamo sperando del suo latino, calicuna del suo bizantino, proprio calicuna del suo latino, del suo bizantino, dell'italiano, del suo periodo medievale, andando in Sardegna a un certo punto dove veniva a Pisa e Genova. E poi un luogo del spagnolo, un luogo del suo catalano, e poi in pratica, insomma, dell'italiano. E basta, no? E a questo modo, non è sul lessico su cui distingue le salite. Sul lessico si può paragonare a su materiale che serve a fare una cosa. Ma se uno vende un autotreno del materiale e riparla, non per uso ha fatto dopo. No? Sarebbe essere l'organizzazione del suo materiale. Come manifestiamo sul lessico, come concordiamo su Pinamos. E questa lingua è un'altra cosa, insomma. E tanto questo non tende a esasperare. È un problema assolutamente falso, un problema non è un peruno loro, né no che nel peruno anche loro. Se no, noi lo dobbiamo per fossilizzare a fare dare come tornare in quello di uno tempo che non conosciamo o che conosciamo in pago perché conosciamo assolutamente male. Pensate l'altro documento che parla di scritto del sardo del suo periodo medievale, un montone, sarà che su un prendo le cose scritte in sardo, solo che noi stiamo studiando. Però a questo modo noi stiamo magari di 6, insomma. Provate in 12 tempo su chi è bella di scrivere, poi quando scrivo su tanta cosa scrivo, noi scrivo su dottor s'asperava questa realtà che conosciamo. E tanto abbiamo scritto sul principio di scrittura, ecco, a un certo punto cominciare a pensare proprio a prosa grammatica, sul principio di scrittura in pratica può stabilire esattamente i testi di scrittura e i testi di scrittura, no? Principio di scrittura, casi loro, come andiamo a scrivere su sardo? Beh, Bolonaro, come potete comprendere, tutto quanto si come abbiamo fatto sul sardo, quando hanno scritto lo sardo, senza scrivere, senza conoscere le grammatica di questione di scrittura, hanno scritto su sardo come l'hanno scritto di scrivere. Poi sicuramente non abbiamo imparato a studiare su sardo. Poi se no, l'abbiamo imparato, imparare a scrivere in italiano. Parlare del russo, senti loro in su abbozzo di grammatica del sardo meridionale, no? Puoi imparare italiano e non imparare il sardo. Da questa scrittura di Susanno, Subaco che ha descritto, da Issa ha descritto in italiano, ma da solo quella in quadrata, senza questa traduzione in italiano. Allora, anche Susanno qui si scrive esattamente come non si scrive esattamente. Che Grenare insomma dove scrive solo Susanno se non sa andato di fatto di italiano. E questo che utilizza sul suo problema del suo completo, del suo sardo, no? Però andiamo criterio di scrittura, uno dei criteri di scrittura pone l'aro, uno è via, l'ara che su sono non è salita, o salita non è su sono è su dunque sarimba, questo subinamos quando bailamos, ecco, curso è lingua. Quando abbiamo Sabina o a computer, curso non è lingua, curso è scrittura. Ecco una differenza. Una cosa è lingua e un'altra è scrittura. No, sono due cose differenti, tanto tocca da dire, si scrittura, programmare le parole, però chi si vuole da scrivere è sempre un problema. Come utilizza il italiano, hanno studiato è sempre un'altra cosa, è un problema. Tanto un criterio di scrittura è
che dove sono, che naso, si deve rappresentare con una lettera o fonema o grafema distinto. Poi questa lettera si deve imparare distinguere. Se la lettera non si impara per distinguere, e a questo punto, insomma, non spiegano, non informano, ma confondono. E pertanto, se vi penso per esempio a LSC, o Rima Sarda Comune, sul fonema da combinare, questo fonema che si conosce su sardo, come quando vita, caldo, gurdo, soldo, e cose varie. Sul fonema da combinare, noi stiamo un fonema diventare, sadì, su solo di te, lo facciamo sentire, no? Su solo da combinare, in vita, non lo facciamo sentire. Salimba, punto da in alto, no? Tocca da Sardegna, tocca Sardegna. E tutti gli anni studiati il fonologo, o fonema cacuminale, perché cacumini in latino per una punta, vertice, no? O cacuminale, o invertito, o retroflesso. Provite, cacuminale, provite, salimba, punta da in alto, e cosa punta proprio, tocca Sardegna, non tocca Sardegna. E poi come si spiegare a esempio? Tanto possiamo scoprire per il colore invertito o retroflesso. Invertito veramente non si può utilizzare mai. E ad oggi modo, ma tutta la storia è scrittura di questo giorno. Il suo primo documento scritto in sardo, usa carta dei giudici procuratori tribunali del 1066-1074, è scritto con doppia L, con lo scherzo latino. Era sul latino, agli anni studiati sul latino, ma Susanna lei hanno studiato, agli hanno posto come disegno Susanna, no? E scrive Billa, Sardì non è saputo sul latino, cambiato in D come in buona parte sul latino, invece in Sabaronia non erano ancora, è vita però, vita. Ma Sassardo non conosciamo questo giorno, assolutamente no, è addirittura uno giorno di Salimba Sarda, adesso sardiano di andare nel professor Pizzao, adesso nuragico, pensare a numero di toponimi, come Tramotonare, Burguso, Osida, Oroteggi, no. E ad ogni modo potete osservare come del suo latino, tutti sono lungo di sera, come in villa, no? Susardo pelle, Susardo l'ha cambiato tutto in solo da combinare, tutto quanto. Ora una vera aula, solo quello no? Il soprannome è il sono su, e sono pure su, fagate disegnare, siamo su là, e lì, no? Invece, da esempio in basso, no? Proprio da mezz'anni in dorso, l'hanno comunalizzato e l'hanno da due e no? E adesso la terza aula, il non lo spiego da oggi, lo spiega da parte. E tanto, questo sono sia da e poi va tutto quanto una storia, come te l'hanno cambiato. Il suo sinodo di Otana hanno cominciato a scrivere con due sabbi e Gai finza su 1800, su quello che su 1800 dove conosco scritto con due sabbi, ma essendo il tempo di tipografia, con una D normale e una D in corsivo, e scrive a mano naturalmente questa differenza. Inizia dando il Pedro Caso e inizia a fare il Pedro Caso. A sta doppia D o a sta semplice la non usata, ne va in pratica uno di gramma, va bene, non ha regolamento, se sta due problemi di scrivere questo sono. Essa LSC, come ti scrive? E scrive doppia D, e se sono dentali che queste, è occlusivo doppio, quando scrive raddoppiamo sa consonante, che ilunghiamo su solo, questo è il suo significato, il doppio, sa raddoppio, si pratica un espediente grafico di scrittura, ma fai bene, noi lo facciamo durare il corso, no? Se non lo distingue. E questa è una osservazione che fino alla scrittura adesso
Israele se c'è un proposito di scrittura, poi fare tutto quanto un'altra cosa. Prima isso bailamos, e lima isso tocando os argumentos, assim nós temos de seguro. Su problema, namos, su bisogno, namos. Devene, di una bailata, ammalizza comune. Però, attenzione, questo non per nare, che tocando deve essere obbligato a ammalizzare i gusti. Assolutamente. Se no non devi musicare sermano da tutto l'anno. Leonardo noi dobbiamo valorizzare, rispettare samenti, capacità che dobbiamo dare e careste. E sa che quando noi non sono vai da su sardo, non su sardo, non su voi si ma scrivere, ecco, questi sono problemi. Adesso questi problemi assolutamente produttivi. Se noi consideriamo, no, su come analizziamo tutto tanto so fai bene, tanto come anda bene a iscrivere un potere. Tanto saponologia è intanto grammatica contrastiva. La cosa preciso qui questa grammatica generale, questa l'abbiamo pubblicata su Novizia 8 e poi su Novizia 8, questa grammatica generale è dedotto intanto sacragata, dedotto su sardo, va bene, ed è inizialmente ricca sia del debate, queste sospende solo sul principio di scrittura, le hanno finiti in bevazione, dei studi e delle osservazioni, del sostenere sul principio di scrittura. E poi fai dare gli scrivere durante la questione, ovviamente, guarda, la saballata a scrittura, e poi savorologia, tutto quanto sul fonema sono analizzati uno per uno e indicati su una lettera di scrivere come devi scrivere. Questa morfologia, voi tutto quanto sastinare una parte del discorso in italiano, sono armatissimi in sardo, attenzione, esattamente noi in ambedue lingue. E poi l'altra parte è analisi logica e sintassi, che noi facciamo, non siamo spessende né a grammatica, né a morfologia, né a sintassi. Noi quando facciamo siamo spessende a fare analisi di prima. Ecco. E ti analisi quando facciamo, non ci ascoltiamo, se no quando la questione, poi la questionamos, e quando la questione. Noi non ascoltiamo su un mezzo satiro per comprendere su che è. Ecco, però noi se sono non lo osserviamo. Ad ogni modo, poi questa grammatica generale, questa è la parte dedicata alla storia della lingua sarda. E finita da questa questione chi ha risposto modernamente questa questione del sublinguismo, no? Ovvero sul fatto che il sardo deve essere studiato e salvato ovviamente e trattato ovviamente italiano. Insomma, se no, l'Italia ha firmato la carta della lingua minoritaria sul 1994 con altro 28 Stati europei e si dice nada che la lingua della scuola è la lingua della gente. Della scuola materna fino alla scuola media è la lingua della gente. E questa noi hanno fatto l'ultima legge che ha fatto l'amministrazione che vedi sapete su 97 l'amministrazione di Pigliaro, sì, ecco, però non si fa niente, fanno l'attività ma si saliva, dove si declara in scuola con un orario curriculare, insomma, e con docenti, insomma, appositamente preparato, poi sbagliamo della preparazione, vogliamo dire. Ad ogni modo, che si deve interessare eventualmente, questa è la mia, ma eventualmente che interessa la mia. Tanto, saponologia, intanto grammatica contrastiva, noi ormai da secolo sognare, ma usato del suo secolo passato, noi due lingue, come te insegnare la capitale, si faccia pari, no, una cara sacra, no, a cara pare, che nessuno, si italiano,
e Susardo. Quando sia da Susardo, ma è sempre stato questa testa. E tanto, quando noi faiamo su, ai tesemo su versenti, a commento propriamente andiamo su questa cosa in sardo. No, noi siamo spasati a andare su i gringos che sapete le comprendere. Se non la compreso, vi spieghiamo, ma non siamo spasati ai russi, va bene, e non siamo spasati manco a Sossono, però, ecco, il baghetto, pronare una cosa assolutamente elementare e semplice, dare una cosa, non la può, nada del male, la potete osservare in voi. Sa fonetica di Susardo, come noi produimos Sossono, no es desamantesi des italiano, no es amantesi des italiano. Pronare, si deve fatto su verbo cantare, che poi sono messi in salva in italiano, e a questo proposito non potete standardizzare me da saldo una certa speravola scrivere esattamente questo italiano. Attenzione, un montone delle aule in salva in italiano sono proprio esattamente dell'aula e aprite. Beh, sono lingue a neolatino, come su francese, su spagnolo e altre ancora, quindi insomma, sono nuove la lingua neolatina. E tanto un montone delle aule sono inizia a samatesi. Allora capire, a vedere inizia a scorsi segmenti l'anamos. Allora, per fare un esempio, delle aule che non hanno con sono e samatesi sono, ma in samatesi maniera. Si chiama su per cantare e fare questo participio passato, no? Si italiano come intendere su participio passato di cantare? Cantato. Cantastiti bonites e chi l'ha osservato viene bonito. E si osservate tutto sul verbo posizionale in italiano lo scrive su participio passato una tibia. E Susardo cantare, vestendo Susardo, scampidanesso, era cantare adesso proprio. Tanto, come salvo adesso baronieso? Su baronieso, montanara, che era baronieso? Cantato. Con saltì proibito su baronieso, tende una distinzione di certo sono, conclusivo latino nella solfonoro, queste sussurro del C, sussurro del P e sussurro del D. Non lo sa cambiato veramente perché è in latino. Era cantato. Andiamo sul logodereso, come andare sul logodereso? Cantato. Il che ha fatto di usati l'ha cambiato solo. Siccome sono legno, l'ha cambiato a una dentale approssimata. Non sono legno, tanto legno mi sa che non tocca per scardente, però lo voglio sapere. Cantato. Venimos a nuovo, sull'oreso, sopra la bacina, non era cantato. Siccome sono debile, addirittura l'hanno fatto. E dai, lo sono. E dai numero in basso, tutto su sangue come l'avvocato lo sentito. Tutto. Ecco. E come fanno su confronto con due speravola dell'italiano. Questo è un'altra parola dell'italiano. Quando due cose si toccano a fare, intendiamo schivare. L'italiano intende schivare. Fanno? Contatto. L'abbiamo un anno diverso del suo participi passato, noi? No. Ah? No. È provato. Provate a vedere che risulta che noi non abbiamo diverso del suo participi passato. Ma se andate a leggere sul dizionario, e pensa chi ha imparato a usare, questi sono problemi che su essere dopo questa cosa, che non si è spiegato seconda, contatto in italiano scrive con due articoli. Ma questa è una differenza che va a spiegare. No, questa fonetica nostra, noi tutto sono, non facciamo come fate in sardo. Vada un libro fatto dal docente universitario, no? L'italiano regionale di Sardo, Loi Corvetto, un docente universitario, ha scritto un libro, no? Questa pensa in edizione nuova, che narra questa cosa, no? Che sono sardos che si chiamano su un italiano regionale, e dal gai vostra politica, ma il gai pensa a trovare
altre cose, ma stiamo le cose. E tanto sì, tornare no, tornare no, questa è l'ultima diapositiva, sull'ultima pagina. Ah sì. Quale? Questa? No, Salina, io vi dico Salina, ecco quella. Ecco, tanto, grammatica contrastiva, intervale tra sardo e italiano, vale tutto, si sconfronta in una facile da sconfrontare sardo e lingua. E però è fatta rispetto a questa grammatica generale, per esempio, vista questa grammatica contrastiva, era fatta in maniera assolutamente limitata, essenziale, noi deve fare e vedere solo sul confronto tra sardo e italiano, va bene? Tanto, faremo due confronti, no? Confrontamos as vocales e confrontamos as consonantes. Comentaremos e poi come las escribimos, no? In sardo lingua. In sardo, ora partecipato che noi scriviamo meglio all'italiano, no? Andando nel fatto dell'italiano, volete che abbiamo imparato a scrivere, non abbiamo imparato a scrivere su sardo, che a noi si scuola sempre sardo, non si è mancato da sempre. Andava bene, inizia a scrivere i documenti su sardo. E tanto, sardo vocale e sardo italiano sono perfettamente salvatissimi, va bene? A, E, I, O, U. Semplicissimo. E sa, sa vocale che andiamo su più larga, no? Quando vediamo a bocca aperta, andiamo a la lingua e bassa, no? E invece se osserviamo come si muove questa lingua, ecco, in triangolo vocale, con questo forse salita non si vede, però il superficie del basso sono lo spone sa chiesta sa vocale in buca quando sta lingua è più bassa di gai non si può a qualsiasi è più bassa ed è servizio sa vocale in area più larga tanto sta è indefinita o vocale bassa o vocale larga sai e sau invece appena di sono in alto uno sidere però sono in alto il vertice dell'alto un'area e una sacra poi che sono salite sa plus alta e plus stringere, strette, no? E provate ad andare sai e abbaidate noi dopo a salire. Questo Michel Contenido, uno sardo emigrato in Francia, ha fatto ha trivallato tutto tanta salire in linguistica in università di Grenoble, ha fatto gli studi pro di questa lingua sarda, da questo punto di vista fonetico. Ha pubblicato un libro romano in francese, però insomma, la proposizione della studiato su francese e poi ha pubblicato Vinzas su Atlante geofonetico. S'Atlante in pratica con sascartinas con sono solamente l'onamo Vinzas stamattina per aula di uno lingua sacra. E vado un montone di radiografia, radiografato la lingua mai. Non è argomento si vuole sta impagando pronunciazione solo o cosa vocale stamattina sicuro persone lo sanno e tanto sai sono usate anzi canoniamo sau e attuturamo su vizza salasa no e sai sau hai questa vocale se la posta sinistra poi andiamo su mesana poi non andiamo sempre uguali, questo pensa se sia italiano, però se sia italiano non va a prendere un libro di fonetica, sul libro proprio di fonetica della lingua italiana di Rolfo, che è stimato il libro, la grammatica della lingua italiana che ha fatto, e non va assolutamente una regola di cosa pronuncia di Sae e di Sao in italiano. Lo vuol dire se ascoltare l'italiano, non parla italiano, se vuoi gusto, insomma, il canto sono italiano, se dico. E tanto sono in confronto che devo fare, questi canoleo sul dizionario su questa lingua italiana, in salmatissimi rauti, senza scritto di sardo, provo a vedere come si scrive si italiano e
poi per la musica uno faccia fare, poi commenta, insomma, noi sì, cosa sperare, sarà una testa vera questo italiano, che però andiamo in sardo, l'andiamo su un vocale differente, questa fonetica di sardo, vince tutto questo. Sai e sao, come te la pronunziamo? Si sa limba, si sa parola, cosa dainanti, manca la destra, in senso di come ti scrivi, cosa dainanti che sai, tonica, sai donica e sai donica, che sia vocale potrebbe essere donica, ma quando sono tonica sai e sao, tanto sono cose vocali che vogliamo fare, vamos a dare più serrata e altre obroso aperta e bassa. Quando sa vocale donica, che è così allora, su che cosa dainanti saliterà, sa lingua, e te vale. Se te parla passione per pronunciare sa, e tanto sai, e sarà ora pronunciamo su. Non basta. Ho fatto un esempio, peso e pesa. Sai, este serrata proite sa vocale così, esa è tonica, esa è una U serrata, e tanto sa lingua este di che dainato. Si menzionano su pesa e mesa, questa roba la poter fare, l'altro lato non tenendo su una fonetica differente. Pesa, mesa e pesa. Sai, pronunziare sa lingua si sta paziente, e tanto finza sa e sa o risultano non passano. Se si sente sono invece pro sa o modo e lodo, in italiano modo e logo è croco, una sa logoresa, no? Lazzo o laccio. Esatto, la parola è mola e loba è senza coppia, è loba di animali, per esempio, però la parola di animali. E tanto, si non sa parola modo e logo, sa lingua è di camminare per pronunciare, e tanto sa cosa serve. Se invece moda e loba, sa lingua è paziente, e tanto pronunciamo la lingua sa odore. Che mi andare, prego. Sempre su questa storia dessa e dessa o, Geo si deve unire una persona che si chiama Pepeddu o Pepedda. Geo, però molto abbreviato, no? È nato, e comprendete voi, Pepe, adesso è un business, e se ne ero Pepe. Sì, hai ragione. Antonio o Antoni o Antonia. Anto, maschio. Anto, cioè in generale nel senso a non prendere perché sono cosa nostra, sapete, cioè non sono facili, Si danno, no? Dunque, di sera dell'elega di cui serrare, non si molti, sono confrontati sia sul vocalismo sia sul consonantismo. E tanto non si intera esti spiegata, probabilmente vale incomincio dell'aula, secondo dell'aula, prima valennanti, si tratta di vocale o si tratta di consonante, però i tre vocali stiamo su fuoco. A San Luca d'Oreste pronunciamo su fuoco, e finza si nuvola su fuoco, a Saeva che cambiamo il suono, e Gaiva la terra sperava, sa scusonante il nuovo, sa C, due sa C, una volta in caso, cosa, e altre volente in cena, cielo, come stessa capitalessa, ma non ha una finza se questa C, finza si noriana, come no, è invece, o no? Non è invece in noriana. Non c'è nessuno di Oliena? Ecco, questa sono limite. Vabbè, allora, quando questo è tutto slato, attenzione. E poi, sai fa attenzione, in vinturaiva della barbaccia del sudore su che rovano, fer su ele, no? Invece non resonare, fer su vere, non resonare, attenzione. E poi su sono C, quando resta in frode brava e finza in comincio,
si è andato a noi, adesso Babbagia, si è incominciato, no, che loro, sa cosa, no? Su punto, no? Però, come te dopo le scrive, come te non ha reso di tutto attenzione, che si narra un punto, o che cosa, e non ha, tanti anni si scrive, lo conosco, no? E stiamo per regolarizzare queste scritture. Poi usate la consonante, ma è sapì, pane, suvale, no? E sapì, terra, terra, non ricambiamo solo, la vengo sul plurale. E questa consonante nudosa. E poi, ecco, questo per esempio, una regola generale, non può essere in italiano, sì, questa consonante è perfettamente inutile a rispondere a doppio, poi te lo fa mai il significato né di suono né di scrittura. No? E questo può essere una regola di scrittura, ma è una facilità assoluta, va bene? Poi viene data la consonante, insomma, che funziona gaica, questa senza sagite, giaggio, del gioco, per esempio, interpreterà una legge, cosa foggia, cosa G iniziale, sì, resta a posto di vocale, cosa cambia solo gioco su yogu, no? Come questa Z sonora, zuale su iuale, no? Zuane, iuanne, no? Cambia su. E tanto, finta scusa, due consonanti, Z sonora però, non sa Z su. E sa G fa che le commenti sa consonanti modose, insomma, che si cambiano solo di un odore e tanto è perfettamente inutile a raddoppiare. Sa V è un allofono di sa F, in pratica è sempre V, non ricambiamo mai solo, però è inutile a raddoppiare. Noi non scriviamo il fatto questa differenza che si italiano fa tra piove, adesso piove, no? Piove, e l'anno scorso piove. E che si fa per questa differenza? Sono stato o no? Noi sono stato V, o è V, o è stata la cosa. O è V, o è su l'occurrenza da ranino, su vino, no? Invece di paronia su vino. E sta Z sonora sa proprio cosa. Probabilmente sta Z surda invece sono altre cose. Sta Z surda, tanto tocca alla distinguere di scrittura, probabilmente fare significato differente. Su suono, differenza di suono, differenza di rima, anche il significato differente. La scrittura non deve rappresentare, non può andare in uno, no, di Z appunto non mi piace. No, ragazzi, è scrittura, insomma, tanto. Deve fare conto esattamente come te va, sta scussonando, si incomincia fino a ultimo, bisogna scussonando, si chiamiamo in finale delle aule, e scambiamo il suono, potenza essa per esempio, sol polo, ricordiamo il suono come era, no? Sati, in sa paronia i su cantata, no? Cantata, osservai nara sati, finale. Si scrive questa parola concettuale, poi si studia la parola per avere un bene proprio dell'orista e a finire con consonante finale. Come mi sono detto? Sì, vabbè. Tanto devo ringraziare assolutamente alle sere. No, siediti. Adesso. No. È come se tu ti lascio a mezzanotte siamo ancora qua. Magari ci sono persone che vogliono dire qualcosa, che sono curiose. Siediti che vediamo se c'è. Se poi nessuno ti fa domande di questi discorsi, alle 18 siamo qua. Andiamo a prima settimana abbiamo anche i giudizi. Così alcuni ci vedono. Sa prima di mamma che casò che l'armadio este, si scende a accordo che tutto suo salto si schide, questa famosa regola dell'LSC, l'ana sarda del babbo e del mamma. E te che una risposta, l'ana sarda del babbo e del mamma, vi sono sa L, sa N, sa S, sa D, sa R, sono usa sa consonanti che potevano raddoppiare, invece tutto sa sa non sono raddoppiate. Io le quería parlare dell'armadio,
sono su riscaldare perfetto, questa lingua mea, lingua italiana, l'ho studiata come da sanno, da elementare, iniziate sull'università e poi sempre in ogni studio. E te mi sono bizzata, quindi non sa che hanno cominciato a scrivere il sardo, ma bizzo che io con me da difficoltà di scrivere il sardo, che non schia con le sintassi, né grammatica, né morfologia, né nulla. Quindi mi sono posta, io non sono una esperta che ha Mario Fulvio chiaramente, però se l'SC mi è stato utile che mi ha dato una direzione. Certo non lo so tutto, ma qualcuno baccato certe cose che erano corrette, però sul fatto che mi mette in cale poco raddoppiare e cale nono. Sa paragogica, io non mi schia, se per una volta capisco, per esempio, ata cantata, noi andiamo su isha cantata, invece si deve scrivere isha cantat, perché sa paragogica non si scrive. Quindi dice che analizzo, siccome sono social, in media, per esempio, in aumento di orune, in media si scrive. E a volte, siccome che c'ero giù una regola che mi può insomma appoggiare questa regola, l'ho visto iscritta, iscritta come si pronunciano, a me se mi pensa s'appoggia. Questa regola è mega importante. Quindi Mario, oggi tu hai tanta questa cosa, che in genere si studiano in un mese, 2 mesi, Mario non lo sa, ma da un'ora, ecco qui è difficile, però c'è da sanare, una zicco, la Cisco e ha compreso, però guarda, quindi mi manca Mario, cioè tu lezione, deve andare, cioè deve avere scalati, e no, che anche tu a sopra, e ne potremo dare, insomma. Rimane subicuità. E te? Subicuità. Subicuità. Quello non ce l'hai, no. Subicuità, essere in tutto, insomma. Diciamo a te solo essere in sul dono di subicuità. Sono interventi da questo, andare così io non riesco a punti sedici su sardo, come Elena per esempio la tessibilità, sono onesto, no? O non vorrei essere diventata in questo sardo italiano. Perché per esempio Lisetta fatta, sono una cadeva, 9 mandano Lisetta, Sormano sono onesto. Le gemelle che hanno nascito San Giuseppe, sa mamma deciso che le legate in italiano. Casi mi rivende da se su mai entrando, numero che è diventato cittadina. E quindi Elisetta, come ora insomma matura in arena e avanzare il ballo che è nato da per mamma. Io per esempio, io penso che rispetto all'Elisetta sul fatto che scappare da nessuno messo, questa è una cosa che sarebbe che a poco non inizia a sospensare, non so. È troppo importante, non si deve suonare nel fermato. No, l'ho detto prima. Le risposte che tu Maria, c'è l'amico, così, allora si prende. Saluta tutto, scusate questo simpatico da salutare, mi volete salutare a Mario, insomma, dove stasera completamente a chiarire. Io sono bulesa, ovviamente. E che devo contare? Sì, ovviamente, ma è una cosa ovvia che io vedo dai Lula. Lula, io non Lula, ma attenzione, Lula non è nasa Lula, non la Lula.
sono lugulesa se terra, e quindi non lugula. Io sono lugulesa, ok? Allora, io sono venuta anche a Caposchello a contare questa esperienza che ho fatto io. Io sono andata a Cagliari a studiare e ho fatto già superiore in Cagliari, quindi io sono andata a Pizzilletta minore, 3 anni sono. 3 anni sono usando questa formazione, no? Su questo ti impara. Io sono stata alla scuola media e ho imparato l'italiano in scuola, giustamente. Che a me babbo noi lo sa italiano in sardo. Quindi io so come l'innana oie, una sardo parlante, come ti piace si chiama in italiano l'innana italiano parlante, questa cosa non l'avevo mai compresa. Vabbè, l'italiano parlante è sardo glorioso, a noi si mette non hanno sardo parlante, il signero minore, come te ne poter neo, che hai da una usarlo, è una cosa speciale, sono sardo parlante. Io arrivo a Cagliari, e in Cagliari io questo lo conto proprio, ma che è una cosa che mi è stata parlata in conca. Il periodo che io ho studiato in superiore, ma io accompagnando le ostini già per la Dainante in università. Quindi noi dove siamo già a Roma, ok, a passizzare. E dai hanno su Lugulesi, Orunesi, che le serra, Squale Porco, lo Samento Totto, io, per Urgali. E dai hanno su sardo. Sono scagliaritano, sono universitario, che poi si sono posto a dettare legge di supra Susardu, non scranaiana bidunculoso, cioè provenienti dai paesi, ed era un insulto, abbiate pazienza, ok, umiliante. Noi li sappiamo sempre più posto, prusi sono una raiana bidunculoso, pru noi saraiana so sardo, Susardu. Io ho studiato in una scuola dove avevo un professore di Azzara. Quando io perdevo si staffa, io era in sardo, quindi mandavo tutti a quel paese e lo avevo in sardo. E quando sapevo questo professore di Azzara mi ha chiamato a arrabbiare, proprio che li piavia, perché io avevo in sardo. E che è successo però? In sa superiore io sono stata costretta a utilizzare l'italiano. Che sono scompagnando almeno di scuola, di classe, in tutto, del quarto, del Sinai, della zona del capitano, giustamente, della superiore del Sungorese, della zona nostra di Cosoluiera. Quindi proprio per avere compreso di diventare italiano. Dire a Lugula, come inteso l'italiano. Come inteso l'italiano, che io perdi questa abitudine. Quindi, vede scrivere che impacco, io italiano, ma mi scrivo, ma dai che venare ma i tapati io che tu stai izza, cioè è diventata questa izza. A Manna, dopo che mi ha scritto il primo inizio, attenzione, io ho già preparato l'italiano, che sa che si deve dare. Io dovevo andare a Sasilo, gira da Sasilo e Minata, ma in sardo. Lui che tu hai in italiano e sono scomparso al mio ma è in sardo, questa cosa mi ha mai scioccato. Cioè, il capo perdi tu io, dell'identità mea. Zanimba è la storia del suo mondo e quindi è la storia mea, è la storia della comunità mea, no? Allora, io ho cercato di imparare a usarlo, quindi a imparare a usarlo era scritto ciò, la edata. Che in Rosalina è da usarlo, che ne può il meo so che è da usarlo, con l'italiano ma è da usarlo, perché io che imparo in Rosalina nostra, ok? A discapito del capitanese, ho scavato il mantello capitanese, ok? Io ho dato un campanilista. E scrivo un libro, e scrivo questo libro, questo romanzo in italiano. Lo ha collegare a Pinuccio Can, poeta, Usuino, poeta, amatissimo amico mio, lo ha collega, se prima abbiamo in pagina, stanotte mantessi a sa una mi manda un messaggio, sa mail, e mi dice, blocca, questo libro deve esibire in sardo, non può scrivere in italiano, che in italiano perde sa poesia, questo libro. E già l'ha parlato, no, io non li scaldare, non sono in grado di scrivere su libro. Ma tu scrivi come te pensas, ok? Poi lo correggiamo in cammino a consagrarli, ok? Il testo a tua, mannato, che scrivi in sardo, e già l'ho parlato, metta, come si chiama, in maniera infantile, no? Come tipo una giovanella, l'ha parlato. Io devo chiedere
salvare, tutelare la lingua mea, la lingua luvulesa. Morale della favola, scrive un libro che Luino e lo manda a currezzire a Pinuccio, a questa idea, Pinuccio lo currezziti, e Pinuccio mi manca. Tu scrivi il solo del suoco. Suoco è ocu, fuoco, ocu, e quindi come piace a comprendere chi si rende in dai del suoco o in dai dell'uovo. Ovu puro è sto. Noi non abbiamo suoco, però in alcune zone si nata oku, ok? Oku, però oku, questa esattività, Uresi, io non me lo suresi, che è parte dessa este delle veda, ok? E già scrivo za esse, ok? Uresi di sedizione. Anche Pinuccio mi crama, sempre disse Currezzine e Minata. Quando sei arrabbiata, Maria, ti tenas tu, e dice, io sono lieta che furesi. E quindi si è puntualizzata, vedi, mamma? In principio, mamma, giuresi, il furesi, quindi tu e Minasa e zonieta che furesi, ok? Ida, io non ho già Ida mea, e Pinuccio Minata. Ida è spurvida. Quindi, come te li scrivese? Allora, io ho anche scritto una linea difensiva per il suo romanzo mio e ho deciso di luacare. Io mi avevo montato già a Conca, non so che mi sono illusa, avevo detto, accidenti. Michelangelo Pira ha scritto lo sinnoso in zicheso. Poi pensi Michelangelo Pira ha scritto lo sinnoso, non lo potete scrivere già il fulesu. E quindi già il Stato America se li hanno pubblicato, no? Però io sono partita con una presunzione di quelle. Arriva sul concorso del Posada e per timidezza, non è sicura di su Pachenne, mando una parte e lo trasformo in una novella. Giacomino Ghirotto è il professor Mastino, che ha ritrovato già per gli Facchetti sul convegno dei vizi del padre Raimondo Turba, tra l'altro, Attilia Mastino. Mi scrive, legge questa parte e mi scrive, se tu lo stomiti, chi questo diventa un romanzo, noi sul pieno da posare ti lo damo, se no non si neanche nulla. E Giacomino mi tica, mi discute con l'ospitalatta, che è ripetuto come Giacomino Ghirotto. E mamma, di sì, disse. E quindi il professor Mastino la parla, sì, lo finisco come un romanzo. Questo romanzo è scritto come un figlio NN, ok? In sardo non lo perché è una parola che a me non piace. È scritto a sispuglio, cioè di nascosto. Io praticamente iniziai a scrivere la stagione delle note che la linea salvata la scrive di Manzano, ok? È solo che devo passare praticamente io i pini nelle scrivere. Nasci questo romanzo. E quindi la collega a Giacomino Ghirotto e l'ha parlato Giacomino, io non lo voglio pubblicare, che non mi pare che sia interessante questo romanzo. E invece Giacomino mi ha detto, no Maria, se tu non lo pubblichi, questo lo pubblico io a nome mio. E quindi mi ha detto, io mi chiedo l'editore e la devo pubblicare. A nome mio però. Io vi detto, ma ho pensato a no. Cioè, bella piantessa, no, io ho fatto una fatica e poi lo pubblica, come un caro amico. Siamo arrivati a questo punto che io non mi sono data adesso che mi ha dato Giacomino, che mi ha fatto già l'editore. Quindi io scrivo su Manno Zacopia a chi l'editore è diverso, ho compreso un numero maestrale, che mi ha risposto non lo occupavo di questa pubblicazione del Susardo, a chi non sono italiano, quindi hanno dato tutti pubblicando. Va bene. Ma arriva questa risposta dai tre editori che gli hanno scritto l'editore che ha pubblicato a Meleda, di questo lo devo ringraziare. Che mentre tutto pacaiana per pubblicare un libro, io non solo non ho paccato, ma che hanno convinto sul primo, grazie a Meleda, mi hanno dato della suinare. E quindi questa cosa mi è spiegata che non partono, i soldi non sono mai troppi. Quindi, che hanno pubblicato un libro, che l'ha mandato a editore, che ha accettato l'editore,
L'editore mi porta una postilla sul libro, io avrei dato di pubblico questo libro, però mi deve permettere, io testarla, anarchica ovviamente, no, il libro deve vestire il lugureso. Io credo che sul libro deve essere il lugureso che abbiamo fatto non parlo a scrivere su questo libro. E mi ha dato l'editore, ok, io non ti permetto licenze, ha usato proprio questo termine, però non mi scrive tutto il lugureso, quindi non devi permettere, se prima di copertina di riposo da postilla e si scrive che io, autrice, comunista, mi ha pubblicato già licenza da mantenere sul lugureso. Allora, io credo, questa non vuole usare che io credo che dozida debba mantenere, non è d'accordo con stiamo prima. Danno a pannare, poi non sono d'accordo. Sì, ok, ma si discute, no? Io sono convinto, cioè so di sapere che la vita deve, intanto la nostra è una lingua, quindi noi dobbiamo essere onestamente, fieramente convinti di ciò che siamo, come te popolo, come te gente. E quindi dobbiamo usare il coraggio di scrivere e di mantenere questa lingua nostra. Io ho visto questa sera che una ascoltata mi rasa su Rosario in Costa. Casanale è una cosa assurda, ok? Però, LSC, o za limba comuna sarta, o nazi il tono spiccherite, questa regola, utilizzatela pro sul documento, o chi te la dai dare in scuola, za Regione Sardegna, deve dare s'animo, del cercare, del porre sa lingua nostra e sa scuola, come bisogna in tutta la regione dove sa una lingua minoritaria. Ma chi se bambino sa che quella non è nato mai, sa dire che su convegno de Tabere mondo tutas, da chi è bambino è nato una cosa, non battando, destinato a sol vescovo, le sacesi sarda, che non si impone di sopra di sacce italiana, nazionale, però anche sa messa in sardo. È una questione di orgoglio, perdonatemi se io manca l'ora e darmi le casalingua. Noi dobbiamo insistere, casalingua è sa nostra, e noi siamo sa Sardegna. E se noi non dobbiamo sul coraggio di dare sa lingua, non possiamo pretendere che giocate con l'uaca. Noi dobbiamo pretendere da questa regione, da chi non rappresenta, che non votano, chi ha delle usate e chi lo pide in scuola e chi non lo ha ascoltare sa missa, che la missa in sardo non è un'offesa su Padre Eterno, non è un'offesa, cadeu su Padre Tutas, il gesuita, e sul gesuita naraiana che prova entrare sul coro di questa religione, si deve tagliare la lingua del suo popolo, in dove si precaria. Però quale motivo noi sardo non dobbiamo sprecare il sardo? Però quale motivo? Questo è, però quale motivo il nostro in scuola non deve dare il sardo? Siamo in gara sul periodo di 80 anni fa, di 70 anni fa, che hanno non hanno seccato la lingua, che non si hanno proibito questa riforma gentile, se non sbaglio, di dare il sardo. Caso continentale non lo scomprendeva e non ha tirato la difesa dentro il coro. Mario, o mi sbaglio? Quindi noi, poi la legge vi ha dato la lingua, la continuiamo a fare, ma dopo, come dobbiamo pretendere che si usano sia in scuola, sia in scuola da asilo, da quando sono piccoli di loro, a sul liceo. Giusto. E però attraversato, se non volesse. In questo può entrare la regione, la legge, ma solo sul popolo, solo saida, noi, cioè se gli iscrivo, devo essere libera di dare la lingua mia, di tutelare la lingua mia. Allora, che hanno fatto subito, e chiudo l'esempio. Quando hanno fatto il film sul partito di Allende dell'Udoro, il mondo di Callura, il mondo di Callura, l'hanno anche sardo. E questo è un film che hanno compreso tutto. Quindi l'hanno compreso, lui è sono scrittore, sa poesia, e l'udorese, e la lega tutto, sa capilarese, la lega tutto lo comprende. Non hanno compreso chi è scritto
regole. Io non sono d'accordo. Non so se si può capire. Dobbiamo tornare un po' da Mario. Pegami il punto la telecamera, che sennò E qualcuno deve scriversi prodotti come risulta. 20 euro riesco. Ma io penso che non dobbiamo toccare Zaine, adesso pubblico del travaglino qui. Questo vai a traistorlo. E poi lo cercare tutto fare la sapatella, lo cercare. Questo è il rischio che siamo governi in questo popolo, insomma. Io penso che sia un popolo normale. E come tutto il popolo normale, io penso che deve avere una lingua normale, codificata. Ogni popolo che ha una lingua è solo popolo, e ha la stabilità di essere popolo, e ha la certezza di essere popolo e di avere una lingua, la certezza di essere lingua. La lingua non può essere legata sul parere dell'uno, come in Tescomo. Oggi in Sardegna, basta, 1.600.000 linguisti. Donzuno ha capace di esprimere giù per questa lingua. Come mai questo non succede che per esempio in italiano? Cioè siamo su leone che sa lingua sarda e Zoe che sa lingua italiana. Sa lingua italiana su chi non ha un legiferato, l'aspettiamo e non perchiamo nemmeno. Quando io come militare, io sbaglio la doppia per questo motivo, ma il capitano che dice io non mi è negato, non mi ha lasciato il papà, sarà politicamente non desiderato, e detta io questa cosa. Noi sbagliamo una doppia, Gavidano, io però scrivo Gavidano, mi sembra che sbagliato, io scrivo capitano, scrivo, come dire, scrivo, poca ne motivo, in italiano ho fatto una grammatica, ha fatto una sintassi, ha fatto un vocabolario preciso. Cioè, in italiano mi posso permettere anche per esempio la scrociverba, in sardo non me lo posso permettere. Così mi scrivo, questa che ti maschera, e canta in maniera base, rasecare, carasciali, eccetera, eccetera. Non ve la zecco mai. Proprio qua è una lingua, a questo momento, una lingua sarda, che sta a discrezione del Donzuno. Arrivano Mario, che non era a Donzi sono, non è che corrisponde per provorza la lettera che esprime questo sono. Ma tutta la lingua, incanto, lo fate scritto email, a se sentito qualcuno chiamarne email, io intendo email, eccetera, eccetera, accanto a pure interpretazioni possibili, e nessuno si spanta. Invece il salvo, quando che batte una regola, la regola non si affetta. Capite il mandato che hanno ido appunto a morire, annati voi, annati, eccetera, eccetera. E quindi il mandato diventa possessore di grammatica, di sintassi, eccetera, eccetera, e così via. Ma insomma, non perché andare. A noi queremos renderci conto che siamo l'ultima generazione che comprende e fa da questo codice. Fino a Santa Dio, a so, schina ai danni appunto savissimo in sardo, può fare il turta, ai danni in italiano. Scusate, assai, non le sa come mandato direttamente, le ha fatto una metafora. Non potremmo essere spesa poeta che scrive la poesia bella, ormai spantosa del sardo e poi a sorpresa lo spesa in italiano. Mi spiegate che balla la sua scrivente questa poesia e poi manco sorpresa la scoprire, la parte sicura potremmo demandare, ma la messa in sardo, lo chiamano giù. Se poi non va nessuno chi comprende che fai da questa lingua e chi che l'abbiamo cancellata noi medesimi. L'impressione potete uno che esce da un convegno di alto valore culturale in un bel lingua italiana. Una mamma che esce da fuori che poi ha sostituito di educare. Secondo voi lo si educa a pensare?
Scusate un fatto, invece la lingua del valore è scusa, finché altra da fai dare del concetto di alto valore e poi invece che ne diamo del artista, del pane, del caldo, del vino, eccetera, eccetera, e diamo del sacco. Siamo stabiliti noi su due livelli. E tale che pretendiamo. Che lo spessino lo sedo che in sardo, pretendiamo. E sti no è il problema, che non dobbiamo esponere. Hanno una responsabilità generazionale. Questa lingua la potremo salvare, se lo querimo. Se non lo querimo, non la potremo salvare. E appena a Maria Antonietta Mariana era pro Bachisennina e pro Meleda, che hanno fatto veramente opera d'arte. Cioè, leggete questo tuo libro che ha fornito sconti da creare scrivere in sardo. Cioè, io ho cosa per esempio di un pittore per rendersi idea. Allora, è scommetto che voi a Van Gogh che li diretta sul colore globo da Santa Volotta e sul colore biaito. Pensate che Van Gogh può andare a questo squadro di spantolo scaffato? Non lo sto per fare. E come che con Picchetta a me mi costringano a fare un raghe che sono mattonello lego. Come mi essi sono raghe? Mi essi quadrato mi essi. Cioè che non ha scritto un tipo popolato una maniera espressiva di comunicare che è basato su tale codice preciso, linguistico, le può esprimere questo livello di comunicazione, bisogna chiudere questa lingua. Quando si via chiusa durante la tavola rossa, riesce durante il quadro, che non è nato che coincida da questo quadro che rialpizzare. Ecco qui che quindi io mi conto rispetto a questa lingua in termini di linguista, non mi intendo, non è stato meno, io mi conto in termini politico, no? E penso che sul popolo mio, come tutto l'altro popolo diritto, ha una lingua codificata, in modo tale che io abbia la certezza di questa lingua. Poi chi è che scrive gallo, in gallese, in loculese, in bicicletta, ma si che scrive, anche su chi li pare. Però l'importante è chi ha una lingua di riferimento, che può anche usato, i comuni, le legge, atto giudiziario e così via, chi sa certezza della scrittura. E poi come non importa también che siete logo d'oreso, lingua di mezzania, eccetera, eccetera. Se a me in arma, che crasa, chi sa lingua ufficiale della Sardegna è tu, campi danese, io vai a casa e scrivo in campi danese. E a cercare dell'imparare pure a praticare, ma viene a spinare scaldare a seguire a sbagliare la lingua, questo è dare. Ma in tutto il tempo dove la lingua si impara a danni, la gente. Oh, guardate bene, io mi capita a me, regina della Sardegna, guardate lì il Selaggio. Un intervento, ma con complicato, meta complicato. Non si è dato sul libro di Capopala, sulla Cleveans, del rapporto tra periferia e centro, eccetera, eccetera, e così via. Discorso complesso, ben dite lì, papà e tattia. E sa, e perché quello che non comprende, è chiesa di Napoleone. Ma se io non la vedo, ma io se non la vedo, usato, quando è che impara a cusse? Cioè, una lingua si impara se ti serve. Si battuto che non comprende se usare, diceva, che usarlo. Hai corso di serve di usarlo. E quindi ti spingo ad imparare a usarlo. Se no, quando è che impara, ma io mai impara. Ho l'iscritto a dare. E qui non c'è il problema, che bisogna sviluppare seriamente, seriamente. Abbiamo una responsabilità generazionale, dove siamo possessore di un bene che non è stato trasmesso e non ci possiamo permettere di curare da questa generazione inveniente. Cioè una mamma non si deve permettere di curare su la lingua a suo issue, non è in potere su, Questo è esatto. Grazie per Canto, ecco, Disetta è successo l'esempio, l'hanno curato la lingua. esemplificamente,
Isetta Nelle, lo specchio di tutto il tuo discorso. Se gran parte. Che parla di grammatica dell'italiano. Vabbè, io non sono stato lungo, che penso che il concetto sia già arrivato. No, anche Un minuto. Sa, sono completamente d'accordo con cui è andato Cristiano. Come si fa a non difendere su una lingua sarda comune? A me va impossibile. Se andiamo a iscrivere, bisogna in lingua, dunque bisogna confrontare con questa traduzione, No. per forza c'è bisogno di una lingua sarda di riferimento, e se no non è possibile scrivere che cosa con giudizio. Come ho fatto un esempio, una via sul giornale sono anche quindi manifestazione carrera muda in oro online. Ma Gesù questa carrera muda. E tanto quindi invece indagano che carrera muda. Vai a porto questa H, ma devo questa H, non la volete da usare. Mudatas, no? Come tenere in online. Però mai vengono mudatas, cambiate, modificate, abbellite, uso fiore, uso. Ecco, e dunque è importante avere una norma di riferimento. Se non che convinchiamo di questa cosa, come tornare cristiano, sono disposto di auguro a imparare a seminare che si è usato la lingua di riferimento su campitanesio, scrivo in campitanesio, ma maestro in bolognanesio, caso bolognanesio. Cioè non vi nulla su bagliare, non si scrive, sono due cose completamente differenti. Grazie. Isetta, calcolate queste... che cosa? No, tanto. Posso dire? Tanto? No, è semplicemente, allora, presento, io ho studiato linguistica sarda in Germania, a Bonn, per 3 anni. Ho studiato linguistica sarda in Germania, mandato da il buon Antonio San di Bonova, che non c'è più, il quale aveva ritenuto che fosse giusto che andassi io, perché ero l'unico continentale, in quel momento gli altri miei colleghi erano tutti sardi, che riusciva a percepire il vocalismo a 7 piuttosto che il vocalismo a 5. No? Quindi la E e la O aperta e chiusa. E non solo quello, sapevo bene capire quando una consonante era una doppia, quando era una scendere e così via. Si misero d'accordo con quel professore di filologia romanza, che in quel tempo era Emilio Volo, e il quale, quando ci trovava a mensa, parlavamo di queste cose, morale la Paola, con una borsa di studio che mi venne data da Giovanni Vivino, che era preso dalla facoltà di lettere, finì a Bonn, no, dentro una borsa di studio, tra l'altro che non era di lettere, ma era di scienze biologiche, e questo mi creò un mare di problemi. Giovanni Vivino volava per queste piccole cose non le dava. Però ecco perché mi sono presentato non per protagonismo, non ci tengo al protagonismo, qualche cosa l'ho scritta anch'io in tempi passati, ma perché vorrei riportare il discorso su una linea, come posso dire, importante, ritengo importante, perché ho sentito dagli interventi, sono molto d'accordo con l'ultimo intervento che ha ribadito la necessità di avere finalmente una lingua codificata che sia una lingua sarda, e vi cito un piccolo particolare. Quando ero in Germania, io ho imparato, mi hanno praticamente fatto fare 6 mesi di Auslandsam per imparare il tedesco, perché non potevo in qualche modo usando altro se non avevo la conoscenza del tedesco. Il tedesco era il tedesco letterario, cioè il tedesco che si parla in tutta la Germania, d'accordo? Però quando io parlavo con altre realtà, quando si diceva tutto bene, che in tedesco si dice alles gut, molto spesso non sentivo alles gut, sentivo ganz gut, che è una forma dialettale di una realtà, di una parte della Germania.
Nella parte più ristretta della Renania non dicevano Jans Gut, dicevano Jans Jut, il dialetto nel dialetto. D'accordo? Noi abbiamo una situazione analoga perché tutto il mondo, il paese, se voi andate in Spagna, vi trovate la stessa identica situazione. C'è una lingua spagnola che è parlata da tutti, ci sono quelle varianti, quella andalusa, quella valenzana, eccetera, eccetera, eccetera. Se andate in qualsiasi altra, persino in Romania, perché anche la Romania praticamente fa parte delle lingue romanze, d'accordo? Anche lì avete la stessa situazione. Quindi allora questo accorarsi sul discorso io parlo la lingua, eccetera, eccetera, ma non state dicendo niente di nuovo. Quando io sono andato in Germania, io lavoravo su un testo che quello era l'Historische Laboratoire del Socialische Mundarten, la storia fonetica dei dialetti castidanesi, eccetera, eccetera, e nello stesso tempo leggevo Spitterform e tutte queste cose che davano sostanza a tutto il tema della lingua sarda. Spitterform significa che c'è una forma che è anche nei vari dialetti, si dice in questo modo, piuttosto che, ma c'è lo spirito di cui si parlava, lei parlava, no? Del fatto che una lingua senza quello che è sostrato culturale non ha senso. Quindi queste cose devono camminare assieme. Io vi ricordo bene, io purtroppo, anzi non è perché purtroppo, io faccio parte di quei mondi. Una è la Sabina, del paese di mia madre, lì sono nato, lì sono vissuto sino a 9 anni, e poi mio padre è di Poare. Bene, io ricordo sempre, nel 1953, quando abbiamo abbandonato la Sabina per andare a Poare, durante la traversata mio padre e mia madre si trovarono vicino dei sardi che praticamente tornavano dal servizio militare, erano tutti assieme, avevano fatto cerchio e cantavano Non posso riposare, d'accordo? Ecco, io non capivo una parola per non posso riposare, ma sentivo quel qualcosa che faceva diventare quel canto una melodia universale, stupenda, bellissima. Ecco, allora tutto questo deve rimanere il tema centrale dei nostri discorsi. Poi i protagonisti nostri, quello che facciamo, non facciamo, che abbiamo sentito, tutti noi abbiamo, diciamo così, un nostro trascorso. Quello che è importante, non dimentichiamo, che noi abbiamo dei colpi, no? Perché di questo bisogna parlarne. Ci sono stati momenti in cui si parlava dell'esperanto della Sardegna, ricordatevelo. Ci sono dei momenti in cui si parlava della Sardegna per quanto riguarda il suo patrimonio culturale e tutti intorno c'era chi andava all'interno, diciamo così, delle aree archeologiche per ascoltare i beni culturali di grande importanza, per venderli altrove, soprattutto alla Costa Smeralda, cosa che probabilmente anche in questo momento in cui stiamo parlando da qualche parte sta avvenendo, perché c'è sempre l'enemico giusto dalla Costa Smeralda che è disposto a comprare e a prendersi a qualunque prezzo. E non solo quello. Io che ho in qualche modo amato la Giara, perché ho vissuto per molto tempo ad Ales, in quella zona, ecco, la Giara, che era nostra Camarga, è stata annientata, distrutta. C'erano cavallini che avevano come il comportamento da cavallini selvatici, era una cosa unica al mondo, erano paragonate cavallini pelasche, l'abbiamo annientata, ma non per colpa di altri, per colpa nostra. C'era un Monte Arci, che era la patria dell'Ossigliano, di quell'Ossigliano che ha dato valenza a tutta la Sardegna, l'abbiamo annientata, ci hanno messo la base militare e neanche NATO, USA, una sezione telemetrica e così via. Cioè abbiamo le nostre colpe. Perché lo sto dicendo? Perché è nostra colpa e anche il fatto che al tempo di, appunto, dicevo di Max Corvani, è quello che ha scoperto, ci ha detto, badate, che voi non avete un dialetto, non avete voi nell'insieme avete una lingua. Il sardo è una lingua, giustamente, una lingua che ha bisogno di essere, certo, codificata per certi versi, capita, compresa, no? Resa fruibile anche da un punto di vista più universale. Ecco, però tutto questo avviene, per quanto riguarda Max Wagner, avviene negli anni 60. Quanto tempo è passato da allora? Ecco, e continuiamo a ripetere sempre le stesse cose, perché sento sempre le stesse cose.
ma non si esce, ecco, quindi ben vengano discorsi come quelli che sono stati fatti, vengano sempre di questo intervento, che porta a dare un'idea più precisa di come la lingua va codificata, di come va portata dentro una dimensione perché possa essere fruita come lingua, da un punto di vista orale, da un punto di vista scritto e così via, tenendo ben conto di una cosa, che la lingua da sola non basta, assieme alla lingua ci vuole il sostrato culturale. Avete parlato di Michelangelo Pira, con Michelangelo Pira ci si ritrovava all'Hotel Seta, perché lui stava a Cagliari in quel tempo, parlo degli anni '80, e con lui discutivamo, si parlava della rivolta dell'oggetto, eccetera, eccetera, e io ero perfettamente d'accordo con lui, a differenza di altri antropologi che invece marciano verso direzioni diverse. Non voglio continuare, però voglio dire, vuole essere un invito. Questo che praticamente ho maturato, io sono di Germania, era il 1964, è stato un po', quindi molto tempo. Ecco, quanto tempo è passato da allora? Quanti atti sono stati compiuti? Ho provato anche di recente a lavorare con la legge 26, ho fatto tutta una serie di lavori proprio per il recupero di tutto ciò che riguarda non solo la lingua, ma tutto il sostrato che appartiene ad essa. Ho fatto questo lavoro a Fattuccio, a Valermosa, in altri paesi, ho fatto monografie dappertutto, certo, con i miei errori, perché a provare mi chiamavano subcontinentale, e io ho fatto nel mio piccolo praticamente colui che vuole recuperare una cultura che non possiede, che non ha. Ho lavorato molto da questo punto di vista. Però ecco, ripeto, l'invito, finisco, vi chiedo scusa per il tempo che ho dato, però è importante quello che avete portato oggi, però ricordiamoci sempre questo, c'è un percorso con un traguardo da raggiungere, dobbiamo trovare il modo non di polemizzare, non serve a niente, e tantomeno di metterla praticamente in politica, non serve a niente, dobbiamo avere la capacità scientifica, come posso dire, mirata, di portare questa dialetta, questi insiemi di dialetti ad una, come posso dire, espressione unica dal punto di vista linguistico e appunto da lingua sarda. Grazie, scusate. Questa mia è che noi podemos scrivere todos os sardi, che sia frenava perfettamente con sormatessi criteri, senza desegare assolutamente nulla, senza cancarare il sermano a nessuno, va bene? E sta vero che noi provate a leggere la sermonologia e a sapere ovviamente è un fatto conto dedotto quanto su sé, va bene? E questa questione di uno sardo a manizzo comune è un bisogno giusto, ma la questione di codificazione si scrivono su cose codificano. Accorci il microfono, no, non si intende male. Noi possiamo scrivere tutto sardo perfettamente per sommatissimi criteri. Poi se questione di uno sardo a manizzo comune è un'altra questione. Tanto, la convinzione mia è che intanto questa scrittura tornare che sa LSC possono usare la pelle, basta a regolarizzare le cose o delle cose. Invece, come in lingua si deve osservare tutto ciò che scrive in LSC, e insomma è discutibile, poi si vede senza dedotto usato, però non corrisponde per una verità. E a questo punto, a sospeso, dobbiamo fare conto del richieste a usare su criteri didattici, allora dobbiamo partire con sospeso. Adesso il sospeso è completamente potroso. Questo disponibile, se no andiamo a disperare, ma non esattamente, non sperando, però una cosa insomma che risulta fatta, non una cosa naturale. Tanto posso scrivere a parere mio, su sardo deve salire,
e non ha lima di Mesalia, lima è sottocanto su sardo, di Mesalia del suo culazzo, del suo mondo, insomma, di un aro di sardo. Su sardo di Mesalia è su sardo che tiene più spiesigno su più sposo in comune con tutto quanto su sardo. E quando lo devo la tua notte, tanto pulito, un tono di materiale. E quando un tono inizia a popolare, pubblicato, se a Mesalia su tornavo da sera, quando vedo la mia foto, perché ad ogni modo sono una quarantina di mesi. Ad ogni modo, tutto quanto su Chiapo iscritti danno su Chiapo iscritto come spiegazione sul dizionario di Spionizza essere spiegato a Salvatoresa si sperava alla fine lo statuto dell'Unione Capitanese, ma se differenza sulla prima oppure in Capitanese si sperava la solema di dominio logorese. Come ha condotto su Sardo di Mesalia, i tappati, tutto quanto si spiegazione, tutto su queste spiegazioni, che hai sul dizionario pubblicato su Mr. Pinchi, Gai sa grammatica, tutto quanto sa grammatica, lo su queste spiegazioni, e si spiegava un sardo di Mesalia, il sardo di Mesalia, ma è una paidata. Quando ho fatto riferimento, soprattutto a questa parte di Samuele, o di Sorbo, o Azzara, o Tueri, che sono servite che vengono tutti i mesi su sardo di Mesalia. Quando una data saprà che nel cui devo risposta è stata terminata di Mesalia. Però è sempre quello spessino, sono un spessino che distingue su sardo di Mesalia. Prodotto tanto su sardo, su rischio è tutto quanto su sardo, tutto sono varianti, ma è una cosa assolutamente è una facilità di mano. Ad ogni modo è scritto ed è un verso che sia su sardo che uno comprende di più, potete corrispondere a me da bussare. Ecco, però non è su SLSC, via a questa commissione fa riferimento a un sardo più comune, ecco. Però poi non fatto riferimento ai gusti, non fatto riferimento ai gusti. Potete donare la prima cosa che devi fare per questa regione, quindi no, recensire questa baitata, nel studiare, ecco, e ad ogni modo non per imponere a prima tutto l'altro, parla io, finta se si adotta su saldi di Mesalia, la regione Leonardo deve istruire sul funzionario suo a umanizzare il consumo, ma senza obbligare nessuno a fare uno sardo di veste su suo, proietti una mamma, uno babbo. Non si lo può fare, sono e se uno che descrive quale sia cosa, e il mezzo che descrive, questo sardo il mezzo umanizza. Si scrittura è un'altra cosa, e basta regolarizzare, su sardo, io non sconosco senza diventare nulla, non può diventare nulla, ma regolarizzare, proietta su queste cose, su questi autori, ragazzi, qui rischia di andare, non vuole andare in un'altra. Fuoco, ma saprà essere, come per la nave, saprà essere, che stamattina saprà, deve sia variante, deve sia lungo, deve sia variante, ma deve scrivere come per la nara, quando la nara a sopra, provate che abbiamo esattamente la consonante che si narra in comienzo, e finta selezionalmente sta consonante si è sconsonante finale potrebbe essere solo deve essere cosa sì, va bene. E in fonetica sintattica ho fatto se sempre senaro sorbose, assa essa questo articolo plurale sos, ricambio si sono, ma questo non è il primo essere scrittura, voi questo articolo senaro sosone, se non hanno sorbone, naro sosone, tanto l'articolo è sos, e tanto questo deve essere scritto.
si este una forma verbale, sa forma verbale. Sa prima persona singolare acaba sempre in vocale, in tutto usato. Sa seconda sempre in essa, in tutto usato. Sa terza forma sempre in ti, in tutto usato. Sa prima persona plurale, prima persona, acaba in essa, in tutto usato. Sa seconda plurale, acaba di usare essa. Su plurale, pone le qualche differenza. Poi ti usato e sul luogo di Gesù si narra, sono coreso, si narra e si cantano, narrano, cantano. Non sai la via e hanno questa paragogica, questa vocale biasonetta. Questa vocale paragogica che canto, la namo su canto, questo è tutto quanto si sa. Quando una parola acaba effettivamente con una consonante, noi si debatimos, li annunimos su última vocale, la repetimos, es una repetición, ma no es siempre. Si es impasada la ganamos, si no, no la ganamos. Brincamos addirittura se consonante finale, e li valgusturo io, devi cambiare solo. Isse cantat, va bene? Ma sì, Sinaro, isse canta bene, osservate come gustativo questi libri, volete, suppongo ordinare, usati, se assimilata a sabì, e tanto sabì forte, ma saperà la capa del T, e è sempre il uso dopo lei scrivere, imparare a questionare o a affrontare come il desiderio. Ad ogni modo, la scrittura vuole essere fatta perfettamente in tutto usato, questo vi conosco di voi, guardate che conosco meglio. Io non penso sobre Susardo, non gli ultimi usati. Susardo è a disposizione di tutto quanto la cristiana è studiata. Su normale a noi è primo, si scuola, e tanto io non potevo fare ancora altri sconvegni, una seconda, no, del primo scuola fa entrare in scuola. E da una rete governante spinta, no, va bene, se non vincono, è sicuro questa realtà. Prima cosa, è tornare che si finza un momento schimuffato, finza al mare, andrà bene finza al caio, chi è? Fate qualche cosa, per favore, di stare ripassare, vi guardo concretamente, fate bene, finza sì, non lo condivido per qualche cosa, ma insomma, noi si No, Maria, scusa. No, intanto guarda, io che organizzo spesso incontri di questo tipo, ti garantisco che la televisione, la qualità, l'intensità e anche la lunghezza degli interventi ci fa capire che hai posto un problema molto molto serio. Il fatto che io... siamo noi, Sì. No, è veramente una cosa di cui dobbiamo discutere, perché chi l'ha detto, forse votiamo che noi siamo l'ultima generazione, io che ancora lo capisco e non parlo, voi che lo parlate, abbiamo una grande responsabilità che stiamo togliendo un dono immenso ai nostri figli, non parlo dei nipoti, però siccome il tempo è tiranno, io vorrei che chiudesse la tua ultima opera e voglio dirvi, chi è interessato trova, si fa un pezzo speciale, c'è la fonologia e la morfologia di ciascun volume e la grammatica 25 euro, vero? Sì, ma praticamente io lo scompro adesso editore, no, ce l'ho stato di autore, poi ho fatto un e allora mi deve fare di spiegare non prossimare non fare la mano su mi dia fare di spiegare se non voleva e non lo però vi servirà prendessero che io sono costretto a fare lettura a voce alta che mi sto specializzando. Poi scusate un attimo, no, telefonare cosa partito una scambio doppia del suo incontro di Gesù Cristo, che è questa traduzione del Vangelo di Marco, potete vedere di una particolarità, una cosa speciale sul Vangelo di Marco, che è suo, va bene? Del gusto? Del gusto, scusate, poi
Scusate. Poi, e questa relazione, che è un studio del suo libro di storia tedesca adottato in Sardegna, ha fatto una relazione per scrivere sì e imparare, non voglio imparare, devo studiare questa Sardegna in scuola, ne potete dare una copia di questo. Poi cosa ha partito? Solo una copia, ma a chi interessa se la vuole dare, questo sono i loro, attenzione, questo lo abbiamo, non sta partito. L'importante è scrivere e poi sa imparare da che cosa. Questa è la traduzione di questa enciclica di Papa Francesco, fratelli tutti, tutto usato. Poi questo è un altro, questo è Osanna Dio Signore, sono tutto questo del tipo religioso. Poi se a qualcuno interessa una copia di anni per conoscere la storia, adesso proprio, poi questo sono i pezzi sono un prodotto e questo sono una copia segregata, uno dei sì. Scusate, siete un po' incatenati, però oggi ci sono tutta una serie di eventi che cominciavano alle 18, abbiamo sforato, però l'intensità e l'interesse era tanto e chiudiamo con l'ultimo, una produzione, un'altra poesia, no, questa non è una poesia, Manuela fai tu così lo faccio io. Ti ringrazio tutti, ascoltiamo e poi andiamo a lasciare la sala. Prego. Io voglio dire l'ultima cosa di un Mario. Io penso che questa scuola sia importante, poi stare basata, però io penso che sia davvero importante a provare a legare bene o male, ma a provare. E chi deve avere questa fortuna di legare su Sardu è grazie alla sua famiglia mia, poi da punteggio, mamma, papà, e nonna mia, alle candidature. Questa è la fortuna mia, quindi scuola o non scuola, la famiglia è più importante. Si la sa una canzone mia, ho scritto in su sardo mio, con gli astrini, e si muti di nanta, muti volte. In italiano significa chiama forte. Buon ascolto. Muti volte. Nasce Sardie, venturini, bianco e a noi lau, sanno e sfidio, su disi giù, no es prurle giù, in compagnia, le gusta poesia, canto su mondo, cambiata.
su coro prego e amore a sana s'anima Cambio su mundo, cambiará, no te esforza e tu comprendere, dando su mundo poi tornará, donami sa mano in more, souvenir e chi ne so. Maurizio Carlino, grazie Bravissima. Io direi un applauso per Mauro. Mezzo pieno. Bella otto. Perfetto. Brava. Commovente. Bene, terminiamo questo collegamento da essa sede di Elisetta Bidoni e da Inugoro, una regione veramente interessante, un fatto di limba, un fatto di uno dei soldi più importanti di uno popolo. A mezzo di vedere a tutto e buonasera a tutto canto Radio TV Sopramonte.